Buongiorno a tutti, c'è un po' di ritorno ma si sente bene? Sì? Ok? Sì, va bene. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Venezia, a Palazzo Ferrofini. Oggi ospitiamo la conferenza stampa. Per me è un onore e un orgoglio avere ancora qui gli amici del Coro d'Oro e del Piccolo Coro Tab che hanno realizzato la bellissima canzone Milano Cortina, canzone che è dedicata ovviamente alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 che stanno per prendere il via e il Coro d'Oro è già stato nostro ospite qui per presentare l'inedito della canzone. È stato un momento bellissimo, emozionante, che insomma ha visto coinvolto tutto il Consiglio regionale. Oggi invece presentano il video ufficiale della canzone. Il video è stato realizzato a Ferrara di Montebaldo. Insomma, il Coro d'Oro gravita nella zona di Legnago, il video è stato realizzato sulle montagne veronesi, quindi anche un orgoglio per la nostra provincia, ma un orgoglio per tutta la nostra regione, perché è un appuntamento ovviamente storico e importantissimo. Questa canzone ha già avuto un riscontro importantissimo perché insomma, è stata esibita durante il passaggio della fiamma olimpica a Legnago e ha avuto l'onore di essere esibita sul palco della arena all'arrivo della fiamma olimpica. Quindi insomma un appuntamento di grande valore, grazie a voi perché c'è un lavoro importantissimo di costruzione di questa canzone, un lavoro con i nostri piccoli coristi che hanno così modo di esprimersi e di amplificare i propri talenti. Io passerei subito alla visione del video e poi continuiamo con la conferenza stampa. Quando nell'azzurro esplode l'alba.
dove la gioia sconfina, in due parole Milano Cortina. Milano Cortina, il sogno è qui, complimenti perché io l'avrò ascoltata un centinaio di volte ormai. No, la particolarità è che riesce sempre ad emozionare, per cui davvero complimenti. Io passerei, abbiamo dei saluti speciali perché abbiamo un saluto da parte del nostro presidente Alberto Stefani, che purtroppo oggi non riesce ad essere qui, però ci teneva a mandarci un saluto. E nel ringraziarti per il gentile invito alla conferenza stampa di presentazione della canzone Milano Cortina il sogno è qui, mi dispiace comunicarti che non sarò disponibile a partecipare a causa di concomitanti impegni istituzionali. Consegno pertanto a queste righe il mio saluto a tutte le persone presenti e il mio ringraziamento agli autori Alessandro Frusaro e Davide Capotorto che con la loro maestria hanno dato forma e sostanza a questo progetto. Un plauso speciale va ai giovanissimi che hanno prestato le loro voci, il coro d'oro di Legnago e il piccolo coro Tab della Monza Brianza. Il loro contributo, la loro energia e la loro dedizione sono stati preziosi e fondamentali per la realizzazione di questo brano. La musica è un grande valore universale che parla una lingua compresa da tutti, capace di superare ogni confine geografico e barriera culturale e quindi ben incarna i valori e lo spirito autentico delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Questi giochi non sono solo una competizione sportiva, ma rappresentano un incontro con la storia e forse molto più di altri eventi esprimono e celebrano il valore inestimabile del rispetto fra i popoli e l'idea della pace. Certo che questo brano saprà arrivare al cuore delle persone, auguro il miglior successo e rinnovo i miei cordiali saluti. Alberto Stefani. Grazie al Presidente. Io ora passerei agli interventi, invito qui il maestro Alessandro Fusaro, prego, che ha ricevuto anche i complimenti del Presidente, quindi oggi doppia soddisfazione. A lei la parola. Sì, allora, buongiorno a tutti, io sono Alex Fusaro, prof di musica presso l'Istituto Medici, presidente di Vox Generation e ringrazio innanzitutto il consigliere Filippo Rigo perché ogni volta tornare qui è una grandissima soddisfazione ed emozione. Ringrazio tutto il Consiglio regionale per veramente l'attenzione a cui dedicano sui progetti istituzionali sul sociale che coinvolgono anche le nuove generazioni. Io devo dire che da compositore e autore ci tengo molto a veicolare messaggi sociali e artistici attraverso la musica con un linguaggio pop. Infatti quando ho avuto così la proposta dall'amica Elisa Costantini di iniziare questa avventura di scrivere una canzone in vista di Milano Cortina e quindi dedicarla poi a delle voci di bambini, il mio primo pensiero è stato proprio quello di scrivere una musica che potesse essere coinvolgente e farlo in un modo proprio da stadio, nel senso proprio pensando a un evento così grande come Milano Cortina, sicuramente l'intenzione era quello di poter far emergere il momento grande, speciale che ci sta arrivando. Quindi ecco, poi ho avuto il piacere di registrare le voci del Coro d'Oro, del piccolo Coro Tab, che sono due realtà di eccellenza che fanno parte anche della galassia dell'Antoniano. E per me, ecco, che anche da qualche anno ho il piacere di scrivere canzoni insieme all'amico autore Davide Capotorto, sicuramente questa è stata una bellissima occasione appunto per tornare, oltre che nelle mie attività che ormai scrivo canzoni pop, realizzo spettacoli per un target più sulla parte degli adolescenti, però sicuramente la scrittura di canzoni che hanno come
target invece quello dei bambini e poi delle famiglie, dei genitori, è sicuramente una parte che dà sempre tanta soddisfazione. Quindi ecco, con questo brano posso dire dal punto di vista autorale che la mia missione è stata proprio quella di trasformare in parole e in musica un messaggio coinvolgente, un messaggio di amicizia, un messaggio forte come quello dello sport, quindi unire musica e sport. Io ringrazio ancora l'amica Elisa per il coinvolgimento che mi ha dato fin da subito, Chiara, Costantini, tutto lo staff dell'associazione Nel Segno di Anna, quindi grazie. Poi arriveranno anche invece i miei amici del mio staff di Vox Generation, Giovanni Lardini, Giacomo Spoladore, James Di Dawson, quindi è stato proprio una bellissima, un bellissimo progetto in cui le due associazioni hanno potuto collaborare al fine proprio di creare qualcosa di unico che potesse dare un bell'impatto sul territorio nostro, ma non solo, perché credo fortemente che la canzone possa avere un riscontro nazionale e non solo, ed è quello che tutti noi ci stiamo impegnando per far sì che arrivi. Ecco, quindi grazie ancora. Grazie maestro, direi che ci siete riusciti alla grande. Il Coro d'Oro e la canzone Milano Cortina il sogno è qui interpreta i valori dell'associazione Il Segno di Anna. Oggi abbiamo qui la presidente Chiara Costantini, che invito qui sul palco, anche perché insomma ci parlerà del concorso, dei risultati del concorso Cantiamo Diritti. Benvenuta e prego. Grazie Filippo, allora sono molto emozionata e per me, per noi, anzi come associazione, come Coro d'Oro, è un onore essere qui e ringrazio intanto il consigliere Filippo Rigo per averci invitato nuovamente qui in Consiglio regionale, ormai ci siamo affezionati e ringrazio anche tutte le persone che stanno collaborando e hanno collaborato con noi per la realizzazione di questo progetto che ci rende molto molto orgogliosi. Questa canzone è piaciuta subito ai bambini di entrambi i cori che l'hanno cantata fin da subito con entusiasmo. Ma non solo, perché proprio ai ragazzi che quest'anno, bambini e ragazzi che hanno partecipato al concorso Cantiamo Diritti, un concorso proprio indetto dalla nostra associazione, hanno anche loro voluto contribuire mandandoci video e foto proprio inerenti alle Olimpiadi, con anche dei video inediti proprio di rivisitazione della canzone Milano Cortina che abbiamo raccolto in un mini video, ecco. Venendo proprio al concorso Cantiamo Diritti, diamo voce ai diritti dei bambini, siamo quest'anno alla 5ª edizione, è un concorso che è un progetto che è nato con l'idea proprio di cercare di far parlare ai bambini e ai ragazzi dei diritti dei bambini, dell'importanza di questi diritti. In particolare quest'anno ci siamo soffermati sul diritto al tempo libero e il diritto alla protezione, alla tutela proprio del bambino. Quindi ecco, i lavori che sono stati raccolti sono stati veramente tanti e sono stati proprio degli elaborati che hanno messo la giuria, ecco, a dura prova, perché ci sono arrivati dei lavori bellissimi. Presidente della giuria è sempre Beppe Carletti, amico di famiglia e appunto creatore dei Nomadi. Ecco, lui ci tiene da anni a partecipare come presidente e è lui proprio che stabilisce il premio speciale Anna Costantini, che poi appunto vi dirò. Oltre a lui nella giuria abbiamo me come presidente dell'associazione, poi abbiamo Daniela Valente, editrice di Coccole Books, Michela Sacchetto in rappresentanza di ITAS Assicurazione, che è anche qui presente. Ringrazio perché ITAS ci ha permesso di realizzare tantissimi progetti e quindi ecco, ringraziamo davvero per l'aiuto e il supporto. Massimiliano Frassi, presidente dell'associazione Prometeo, che si occupa della lotta contro la pedofilia, e Roberta Gattani,
nipote del giudice Paolo Borsellini e anche fondatrice dell'associazione Casa di Paolo. E poi abbiamo Antonio Stasolla, che è presidente di un'altra associazione che parla di diritti dei bambini, l'associazione Dirittiamoci. I premi attribuiti sono stati i seguenti. Per quanto riguarda il premio speciale Anna Costantini, attribuito appunto da Beppe Carletti, è stato dato a Gioia Supersonica delle classi prima A, seconda A, seconda B e quarta A della scuola primaria di Caselle, IC Nogara, per l'originalità del testo e per l'attenzione particolare rivolta alla comunicazione aumentativa alternativa. Quindi ecco, a loro va questo premio speciale. E il primo premio per la scuola dell'infanzia Casa di Paolo del valore di 200 euro va a Piccoli ma Giganti delle sezioni D, G e H della scuola dell'infanzia di Nogara. Il primo premio per la scuola primaria, premio Vivi Parchi del valore di 200 euro, va ai bambini sono speciali delle classi terza A, terza B, quarta A e 5A, quinta A della scuola primaria Francesco Dalcer di Angiari. E il primo premio scuola secondaria di primo grado, premio Casa degli Aquiloni, Associazione Follerò, del valore di 200 euro, va a Facciamo Rumore del Cavalcaselle Chorus. Il secondo premio del valore di 150 euro va a Carbonino e il Mare della scuola primaria Ettore Riello e il terzo premio del valore di 100 euro va a Uno scudo d'amore della quinta A della primaria di Sanguinetto. Quindi ecco, ci sono arrivati, un applauso ovviamente ai vincitori, giustamente, e in realtà i lavori che ci sono arrivati sono stati talmente belli che la giuria ha deciso appunto di dare valore a tutti i lavori che ci sono arrivati e che sono stati realizzati e quindi abbiamo deciso di destinare 2 menzioni speciali, menzione Prometeo del valore di 100 euro ciascuna, a Ta un viaggio tra sogni, diritti e fiabe in cammino delle classi quarte e quinte della primaria San Vito e Piccoli ma Giganti della seconda A della secondaria di Sorgà. Quindi ecco, complimenti a tutti i partecipanti e ai vincitori. Grazie Chiara. E adesso passiamo, ringrazio anche Elisa che insomma è un motore sempre vivace dell'associazione, grazie per essere qua e per il lavoro che fate. E ora chiamo sul palco Giovanna Leardini, cofondatrice di Vox Generation. Benvenuta e a lei la parola. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio per questo invito. Conosco Alex Fusaro da parecchio tempo e con lui ho avuto modo di sostenere e realizzare insieme a lui tantissimi progetti a livello sociale e per i giovani. Suo tramite ho avuto modo di conoscere le sorelle Costantini e apprezzare veramente tutto quello che stanno facendo, in particolare perché tutto è rivolto ai bambini e a livello sociale. Noi da grandi abbiamo sempre sostenuto il sociale e continuiamo ancora. Apprezzando quello che loro stanno facendo, ho ritenuto opportuno nel mio piccolo di sostenerle e cercare col mio entusiasmo e per quello che posso dargli una mano. Perciò complimenti a voi, complimenti a tutti. È bellissimo anche la ripresa di questo video, perché veramente abbiamo assistito dall'inizio a questo progetto. Complimenti e grazie ancora. Grazie a voi, di nuovo grazie per la bellissima canzone, ma grazie per il lavoro che fate per dare insomma la possibilità ai bambini di esprimersi, di conoscere l'arte, di imparare anche quello che è il lavoro di squadra, l'impegno, insomma tutti i valori che veramente collimano con lo spirito olimpico. Insomma, noi cerchiamo il più possibile di fare squadra per dare insomma la giusta visibilità al grosso
grosso lavoro, perché dietro c'è veramente tanto lavoro, tanto impegno, tante magari anche vita sacrificata al proprio lavoro, agli affetti, ad altri impegni, ma per dedicarsi ad una causa bellissima. Quindi veramente grazie, e ovviamente siete sempre benvenuti in Consiglio regionale.